Nel Seicento l'infuriare della peste in Italia scavò un tragico solco che divise nettamente due epoche, l'una ancora lambita dagli ultimi e ormai estenuati bagliori del fulgido Cinquecento, l'altra piombata nelle tenebre per il flagello pestilenziale e le apocalittiche calamità che l'avevano preceduto. Nei caravaggeschi contrasti di quell'epoca colma di incertezze e di paure, ma anche di speranze e di illusioni, l'impaurita gente si aggrappava al sostegno della religione, con un culto esagerato delle reliquie e a credenze superstiziose di oscura memoria medievale. Ovunque sorgevano chiese, cappelle e monasteri. Sì che grande era l'influenza, per non dire il potere, delle autorità religiose sulla vita civile e sulla vita economica culturale, dal momento che esse amministravano patrimoni di ingente entità. Sembra quasi impossibile che proprio da queste brume, o meglio ai margini di esse, sia potuta innalzarsi, alta e limpidamente luminosa, la sinfonia pittorica di Evaristo Baschenis, la cui austera e arcana bellezza tanto ci affascina quanto ci commuove. Baschenis era un prete, eppure la sua pittura non era di genere sacro, sebbene vi respirasse alto il senso della sacralità della vita. Egli fu solitario, con il rigore dell'eremita, la grazia del poeta e la metodica precisione di Cartesio, la musicalità di Bach, che non a caso furono geni del suo stesso secolo. Evaristo Baschenis proveniva da una famiglia di pittori originali della Colla di Santa Brigida, pittori fin dal 400. Non c'è da stupirsi che, nonostante il talento, il Baschenis rimanesse emarginato, in un tempo nel quale, persino nell'austerissima gente bergamasca, l'inclinatio animi era verso l'esteriorità riccamente esornativa del barocco. Del resto, nemmeno nella vicina Milano veniva ascoltata l'incantevole musica dell'Ultima Cena di Leonardo, di alta e commovente bellezza, dai più ignorata, per correre dietro alla moda di sonorità più facili e di più facili emozionanti meraviglie, quelle del barocco nascente. Ma più moderno d'ogni moderno esteriore clangore fu Evaristo Baschenis, con le sue silenti armonie, quelle degli strumenti musicali, delle cucine, delle nature morte. Egli seppe trarre dalla grande lezione del Caravaggio quanto essa celava di più profondo e quindi di più nascosto allo sguardo troppo ravvicinato, nel tempo e nello spazio. Intuì in un sol tempo il risplendere dell'arte a prescindere dal soggetto, cosicché, parafrasando lo stesso Caravaggio, potrebbe gli dire che tanta manifattura gli era a fare un buon quadro di strumenti musicali come di cucine. Intuì Baschenis l'uso sapiente e rivoluzionario della luce che rivela la realtà entro gli strappi inconoscibili delle ombre. Sembra di cogliere un misterioso legame quindi tra Caravaggio e Baschenis, due bergamaschi, l'uno vissuto errabondo e lontano, bruciando i suoi pochi anni, una trentina in tutto, tra il 5 e il 600, l'altro, Baschenis, quasi in perenne ritiro nella sua parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna, dove nacque, visse, divenne sacerdote, morì e fu sepolto nel 1677, all'età di 60 anni. Queste erano interessanti riflessioni con un parallelismo tra Caravaggio e Baschenis tratte da La stirpe dei Baschenis, Silvana Milesi, Corpo 9 editrice.